Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi giovedì 24 marzo. Circa una quarantina tra donne e bambini in fuga dai territori di guerra sono arrivati in questi giorni nel territorio clodiense. Alcuni di loro hanno trovato rifugio nelle abitazioni di amici e parenti che già vivono a Chioggia. Altri, grazie all'aiuto di connazionali qui residenti, hanno trovato alloggio negli appartamenti turistici che però a maggio dovranno essere liberati. In questi giorni c'è stato un incontro tra sindaco, Caritas, prefetto e diocesi, oltre che forze dell'ordine, per coordinare un intervento per dare ospitalità temporanea a queste persone. Chi arriva non vuole generalmente fermarsi in Italia, ma vuole tornare a casa propria non appena ci saranno accordi di pace, che al momento sembrano essere ancora lontani. Chi ha trovato alloggio negli appartamenti estivi potrà restare ancora un mese, poi dovrà lasciare libero l'appartamento. Dal canto suo, il vescovo della diocesi di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi diffusa sul web, aveva sostenuto che dopo l'incontro tenuto con gli altri enti per gestire l'emergenza, aveva cominciato a mappare le possibilità di accoglienza che la diocesi avrebbe dovuto mettere a disposizione, sostenendo che a breve ci sarebbero stati gli esiti delle valutazioni. Ieri mattina si è tenuto presso il Museo di Zoologia Adriatica Olivi in Rivavena a Chioggia il secondo appuntamento organizzato da Api Industria Servizi e appoggiato dalla Regione Veneto all'interno del progetto Vacanze in Calle. In collaborazione con l'OGD e il consorzio con Chioggia Sì, Api Industria ha sviluppato un progetto finalizzato a formazione, consulenza e supporto agli operatori turistici, in modo da creare nuove offerte e posizionarle sul mercato nella difficile realtà post-Covid attuale. Il progetto Vacanze in Calle, a cui ha collaborato l'OGD, ha visto coinvolti ieri 20 operatori turistici, soprattutto strutture extra alberghiere con sede nel centro storico di Chioggia. A presentare il progetto è stato Nicola Zanon, il quale si è detto onorato di aver conosciuto il professor Sergio Ravagnan, con il quale ha collaborato anche per il primo appuntamento, riuscendo così a conoscere la sua grande esperienza e la conoscenza del territorio e le sue dinamiche. Il saluto istituzionale a nome del sindaco Mauro Armelau e dell'assessore al marketing territoriale e agli eventi Serena De Perini è stato fatto dal responsabile dell'ufficio turistico del comune di Chioggia, Pasquale Emanuele. Questi ha diffuso un dato proveniente dalle statistiche derivanti dai siti turistici istituzionali, che forse era inaspettato, quello che una tra le domande maggiormente cliccate nelle ricerche riguardanti Chioggia è: dove posso mangiare del buon pesce a Chioggia? Da ciò l'intuizione che Chioggia è sì una meta turistica, ma anche una meta ricercata per le sue eccellenze gastronomiche. Il saluto del consorzio con Chioggia Sì è stato portato dal vicepresidente Alessandro Doria, che ha voluto sottolineare l'utilità di questo tipo di incontri per professionalità in ambito turistico, soprattutto per quanto riguarda le conoscenze raccontate dal professor Ravagnan. Il tema dell'incontro di ieri è stato proprio la gastronomia e l'arte culinaria nella nostra città. Il progetto si incentra sulla sinergia territoriale. In tale ambito il progetto si è composto di due parti: quella formativa sul territorio fatta agli operatori e quella turistica, in viaggio,
rivolto a un gruppo di 30 turisti over 50 provenienti dal Veneto orientale, Portoaguraese e Don San Donatese, arrivati per visitare Chioggia, il Museo di Zoologia Adriatica e la cucina chioggiotta. Il progetto in viaggio si è sviluppato nel periodo post-Covid per permettere ai turisti cittadini della città metropolitana di visitare le perle nel territorio. La logica del progetto è mettersi in rete e valorizzare le filiere produttive, turistiche, agricole ed ittiche, valorizzando altresì le tipicità, trasformando Chioggia in una meta turistica in cui tutti gli elementi che caratterizzano la nostra città facciano vivere una vacanza esperienziale, diversificando l'offerta che non sarà quindi solo balneare. Questo va abbinato a un percorso di formazione rivolto agli operatori per migliorarne le competenze, dando importanza al web marketing, all'accoglienza, al potenziamento della lingua inglese, con una formazione totalmente finanziata. Altro step, una programmazione partecipata, in modo da trasmettere la volontà di collaborazione tra le varie realtà. Lo step finale sarebbe la stesura di un disciplinare per garantire l'offerta turistica agli occhi proprio del turista. La Regione Veneto inizia il piano di riordino territoriale da Eraclea. L'intento è semplificare i livelli di governance nell'ambito di aree omogenee verso l'associazionismo intercomunale e nella fusione tra i comuni. L'esigenza a cui si vuol rispondere riguarda una migliorata gestione del territorio, semplificando i livelli di governo, riorganizzando le funzioni amministrative, valorizzando le unioni di comuni e promuovendo le fusioni in modo da garantire agli enti locali una maggiore autonomia finanziaria e decisionale. L'assessore regionale al bilancio e alla programmazione Francesco Calzatrava afferma che si è scelto di discutere il piano durante una serie di incontri con gli enti locali. Oggi il confronto si terrà a Porto Viro e a Chioggia e nei prossimi 2 mesi verranno incontrati 563 sindaci del territorio per raccogliere suggerimenti che poi verranno analizzati a livello regionale, dando vita a linee guida atte a tracciare le nuove funzioni amministrative dei territori. La necessità di creare unioni o fusioni di comuni è sorta dall'evidenza delle difficoltà di costruire progetti di vasta scala in grado di attrarre i fondi del PNRR e non raggiungibili dai singoli enti. Il percorso è condiviso dall'amministrazione regionale e dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ANCI Veneto. Il centrodestra ringrazia il resto della minoranza che si è dissociata dal Partito Democratico. Questo è il prologo del comunicato giunto in redazione da parte del centrodestra. Strumentale viene definito l'attacco fatto con una mozione a un assessore della giunta, sottolineando che le azioni intraprese dovrebbero essere a favore della città e non contro qualcosa o qualcuno. La maggioranza ha abbandonato simbolicamente l'aula durante la presentazione della mozione, la quale aveva lo scopo di giudicare negativamente la giunta appena insediata e la sua azione. Il gesto ha dimostrato la coesione della maggioranza e la solidarietà della minoranza che si è rifiutata di votare, lasciando il PD isolato e costretto a ritirare la mozione dopo un'ora di discussione. Giudicati negativamente i toni usati dal consigliere Montanariello, definiti arroganti, poco educati, oltre che ingiustificati, segno di una politica fine a se stessa e al proprio tornaconto in visibilità. L'epilogo della discussione è stato l'isolamento del gruppo consiliare e la divisione della minoranza. Il comunicato ha sottolineato che, terminata la presentazione della mozione, la maggioranza è rientrata in aula.
mentre il vice sindaco ha fatto un proprio intervento spiegando la strumentalità di quanto presentato. C'è un comportamento da tenere in aula da parte di ogni consigliere, conclude il comunicato, e sarebbe opportuno che il consigliere andasse a leggerlo e lo applicasse, il tutto auspicando un cambio di rotta da parte del Partito Democratico. Come abbiamo già evidenziato nei giorni scorsi, il santuario di San Domenico non è solo meta di fedeli e di turisti, ma anche di alcuni malintenzionati che commettono furti nelle offerte e atti di vandalismo nei confronti delle strutture della chiesa. Il parroco della chiesa ha deciso di tenere chiuso il santuario in assenza del guardiano e a riguardo il sindaco Armelao ha lanciato un appello perché la chiesa possa rimanere aperta in una fascia oraria più ampia. La chiesa di San Domenico è di fatto un museo, afferma il sindaco, luogo di devozione dove si raccolgono opere di un certo valore storico e artistico, caro alla cittadinanza. Ed è alla cittadinanza che il sindaco si appella, a chi in qualità di volontario voglia dare la propria disponibilità per garantire presenza e quindi possibilità di mantenere il santuario aperto per una fascia oraria più ampia. Si rivolge quindi alle associazioni e ai singoli cittadini. Non è comprensibile comunque che i continui furti perpetrati sempre dalle stesse persone non vengano adeguatamente puniti. Manca la certezza della pena, ha concluso, e invece si potrebbe evitare che alcuni individui continuino a delinquere. Si è svolto il primo incontro tra il comune di Chioggia e ANAS per parlare del piano dei lavori di manutenzione programmata del ponte del traslagunare e del ponte sul Fossetta di Chioggia, lungo la strada statale 309 Romea. Durante l'incontro tra ANAS e l'amministrazione, volendo collaborare, si sono confrontati sulle tempistiche e le caratteristiche degli interventi, in modo da organizzare la mobilità per minimizzare l'impatto e il disagio conseguente all'avvio dei lavori, tenendo conto per quanto possibile delle esigenze del territorio. Gli interventi riguarderanno il completo rifacimento degli impalcati dei ponti sui canali Montalbano Aleghero e Otregan e sul canale La Fossetta, con un investimento complessivo di 6 milioni di euro. Le modalità di cantierizzazione sono state studiate in fase di progetto per ridurre al minimo eventuali disagi di circolazione e il transito sarà sempre consentito su entrambi i sensi di marcia dei mezzi leggeri, autobus, con alcune limitazioni anche i mezzi pesanti, in orario diurno. Le lavorazioni che rendono necessaria l'istituzione temporanea di sensi unici alternati o la parziale chiusura al traffico saranno effettuate esclusivamente in orario notturno e per un periodo limitato, al fine di minimizzare i disagi. Si prevedono quindi 160 giorni di lavoro sui tratti del ponte dei canali Montalbano e Otregan, con l'istituzione del senso unico alternato in orario notturno. Saranno 270 i giorni per i lavori sul ponte sul canale dell'Aleghero, con un cantiere attivo 24 ore che prevede l'istituzione del senso unico alternato notturno per un periodo definito e regolamentato. Infine, gli interventi per il ponte sul canale Fossetta avranno una durata totale di 170 giorni, con cantiere attivo 24 ore, che renderanno necessaria la chiusura temporanea notturna per 10 giorni per senso di marcia. ANAS ha confermato che con congruo anticipo sul concreto avvio dei lavori attiverà il tavolo tecnico con tutti gli interlocutori interessati secondo le modalità già condivise in occasione dei lavori eseguiti tra il 2020 e il 2021.
Sulla sicurezza dei ponti, del territorio e degli utenti della strada non si scherza, è stato il commento del sindaco di Chioggia Mauro Armelao. La prevenzione e la manutenzione sono azioni fondamentali per mettere in atto ed è necessario intervenire in tempi rapidi, in accordo con ANAS, tenendo conto per quanto possibile dell'esigenza del territorio. È per questo che ho chiesto, afferma, e ottenuto che i lavori più impattanti siano svolti dopo la stagione estiva. Gli eventuali disagi, in ogni caso, non saranno quelli del recente passato, poiché non sono previste particolari soggezioni del traffico. Il doppio senso di circolazione di giorno è sempre garantito. Grazie alla collaborazione tra il sindaco e ANAS, il senso unico, un'eventuale parziale chiusura, si verificherà solo in alcuni momenti e solo di notte. Per l'intervento sul ponte della Fossetta al più laborioso si riserverà il sindaco di ragionare anche con i sindaci di Loreo, Adria, Cavarzere e Roccodevigo. Il confronto diretto con ANAS c'è, ha concluso, e continuerà ad esserci in ogni fase delle lavorazioni, anche per monitorare le tempistiche a tutela dell'interesse economico e sociale del territorio. Il gasolio per fare rifornimento alla pompa rimane costoso, sono sempre più frequenti i furti di carburante e i danni di mezzi lasciati necessariamente incustoditi. Nei giorni scorsi veniva denunciato il furto di un serbatoio in una piccola imbarcazione in riva Vena. Oggi viene denunciata la rottura di un serbatoio di un autocarro da parte di ignoti per prelevare al suo interno il carburante. Il mezzo interessato dall'insolito furto questa volta è proprio un autocarro di un'impresa edile parcheggiato a pagamento sul lungomare Adriatico. Maggiore il danno arrecato dell'importo del carburante sottratto, senza considerare la pericolosità di un serbatoio lasciato aperto con il tubo gocciolante in mezzo a una strada, dove basta che qualcuno getti una cicca accesa da un finestrino di un'auto in corsa per provocare un disastro. Oggi, giovedì 24 marzo, a Chioggia si terrà a partire dalle ore 21 una marcia organizzata dalla diocesi di Chioggia in memoria dei cristiani uccisi in nome della fede, che si snoderà a partire da Vigo verso San Giacomo. Per l'occasione, l'apertura del Corso del Popolo al traffico verrà posticipato alle ore 22 e non alle 20 come d'uso. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, giovedì 24 marzo, è la farmacia Star Pharma in via Madonna Marina Sottomarina. Io vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio. Ciao a tutti!